Struffoli, dolce tipico napoletano. Per l'impasto base dei nostri struffoli ci serviranno 750 g di farina 00, 125 g di zucchero semolato, 125 g di burro che poi scioglieremo a bagnomaria, una tazzina scarsa da caffè di anice, 4 uova intere e 3 tuorli, un pizzico di sale e la buccia grattugiata di un limone. Quanto riguarda la frittura, useremo 1 litro di olio di semi, in questo caso io userò girasole, potete usare anche arachidi, va benissimo lo stesso, o se vi piace di mais. Io però preferisco o girasole o arachidi. Per diciamo guarnirli e condirli abbiamo 400 g di miele o un millefiori o una cacia, 140 g di zucchero, 3 cucchiai di acqua. Per guarnirli useremo confettini di varie misure, diavoletti eccetera. Per un'ulteriore guarnizione della frutta candita e poi ci servirà del succo di arance. Prima cosa sciogliamo il nostro burro a bagnomaria. Vedete che ho preso una pentola, ci ho messo l'acqua, ci ho messo un'altra più piccolina, insomma che si mantenga, quindi se ha 2 manici chiaramente di quelli che non si bruciano va bene, e l'acqua vedete va a metà a toccare la pentolina superiore. Ora il mio burro l'ho fatto a pezzi più piccolini, lo metto nella pentolina e metto il corretto e lo facciamo sciogliere in modo che non frigga. Ora che il burro si è sciolto spengo e lo levo dall'acqua e lo facciamo raffreddare un poco. Scopriamo anche così. Cominciamo la nostra preparazione degli struffoli. Prendiamo la farina, la mettiamo sulla spianatoia, facciamo un bel buco al centro e ci incominciamo a mettere le nostre uova. Incominciamoci a mettere le intere, laviamole sempre le uova, mi raccomando, prima di usarle, è una buona abitudine. E 4 intere abbiamo detto, e 3 tuorli. Io divido e uno, vi faccio vedere perché sennò adesso mi asciugo un attimo le mani, ci mettiamo lo zucchero e il sale, mettetene 2 pizzichi di sale, 1 e 2, ecco qui. Giriamo piano piano e facciamo incorporare a mano la nostra farina. È molto semplice da fare, niente di complicato, diciamo, come impasto. Il problema è nel friggerli, perché avendo abbastanza burro e abbastanza uova tenderà a fare molta schiuma, quindi si devono friggere un poco alla volta. Adesso ci aggiungiamo anche il nostro anice e la nostra buccia del limone che io già ho grattugiato. Adesso passiamo alle mani, cominciamo a impastare. Chiaramente questa è una specie di pasta frolla, quindi adesso che aggiungeremo il burro, meno si impasta e meglio è.
Ecco qui, adesso ci aggiungiamo anche il nostro burro, mettiamoci un po' di farina qua nel lato che useremo poi per casomai ci dovesse servire perché non bisogna aggiungere altra farina, ecco il nostro burro che abbiamo sciolto, e incorporiamo anche questo. Questa poi va riposta in frigorifero per un 2-3 ore in un sacchetto di plastica o con della pellicola o in un contenitore, però mi raccomando con un coperchio perché se no fa la crosticina e non va bene, in modo che il nostro burro si raddensi e sia più facile poi tagliarli, perché questi si devono tagliare diciamo a ceci. Poi la misura dipende, c'è a chi piacciono un po' più grandi, a chi piacciono piccoli, è un fatto di gusti, insomma, non è chiaramente non si possono fare dei paolottoli enormi, è chiaro, c'è anche a chi piacciono piccolini proprio, però poi c'è un altro metodo che ho usato anche, che è quello di caramellarli, cioè diventano una specie di torrone. A me non piacciono perché non sono struffoli, però c'è chi li fa, quindi non mettono il miele, ne mettono pochissimo e mettono praticamente una quantità maggiore di zucchero, per cui poi a caldo si mettono gli struffoli in questa, diciamo, salsa, e poi si dispongono sempre a caldo, si fanno raffreddare e poi si tagliano a fette. È un fatto di gusti, a me non piacciono molto, però è una variante. E li mettiamo a riposare nel nostro frigorifero. Adesso mettiamo anche un po' di farina nel sacchettino, battiamo e ci mettiamo la nostra pasta. Lo chiudiamo, lo stiamo tra un poco, lo chiudiamo e lo mettiamo in frigo. Ora che la nostra pasta è stata nel frigorifero per 2-3 ore, incominciamo a fare i nostri serpentelli per poi poter tagliare i nostri struffoli. È molto semplice, non mettete farina quando fate questo lavoro perché sennò vi risulta molto difficile poi poterli tagliare. La farina la mettete poi quando li mettete da parte poi per metterli in un vassoio più grande. Tagliateli prima tutti, vi consiglio questo, è più comodo, perché poi quando dovete friggere, mentre friggete dovete tagliare, invece voi li tagliate tutto e poi friggete. Io ho messo 1 litro di olio di semi in questa padella che vedete porta questo cestello, per intenderci. È molto comoda, io la tengo da tantissimi anni, insomma, è sempre nel mio mobile pronta per il Natale. Non usate la friggitrice perché tendono a fare schiuma, nella friggitrice non è possibile farli. Quindi portiamo a una fiamma moderata il nostro olio a temperatura e poi ne mettiamo un poco alla volta. Ecco, vedete, lo sto mettendo nel cestello adesso che insomma è ancora pulito, che non è ancora immerso nell'olio. Leviamo la farina in eccesso e immergiamo il nostro cestello nell'olio. Ecco qui, muoviamoli un poco con un cucchiaio o con una forchetta, va bene lo stesso. Ecco qui, e prepariamoci nel frattempo qualcosa per metterli dentro, una bella zuppiera grande. Ogni tanto facciamo questo movimento in modo da farli venire uniformi nella frittura. Sono belli dorati e li spostiamo, come vi ho già detto, senza farli assorbire in carta forno e così via, direttamente in una terrina.
Adesso ho poggiato, vedete, il cestello della friggitrice in alto, e adesso lo caliamo. Se fanno schiuma, voi alzateli prima che la schiuma arrivi al bordo, perché sennò poi esce e succede un patatrack praticamente. Allora voi, quando li mettete e incominciano a fare schiuma, voi li alzate subito. È un po' lavorato, indubbiamente non è che sia tanto semplice, diciamo questa è la cosa più difficile da fare, friggere. Ora ci prepariamo il nostro sciroppo per gli struffoli. Ho messo il miele nella pentolina, adesso ci metto lo zucchero e l'acqua. Adesso accendiamo, portiamo a bollore, lo facciamo, diciamo, imbiondire un po' e poi chiudiamo. Ecco, vedete, si è completamente sciolto. Adesso dobbiamo portare a bollore e una volta che bolle 2-3 minuti e chiudiamo. E io adesso chiudo perché ha finito di bollire e lo verso dentro i miei struffoli. Caldo, deve essere appena levato dal fuoco. Giriamoli bene, perché chiaramente il miele sarà sceso tutto giù. Io nel frattempo, vedete, ho premuto la nostra arancia. Ora che si sono un po' raffreddati, mettiamoci i confettini in quantità a piacere, vedete voi quanti ce ne volete mettere, perché poi dovremo metterne altri per... Ora dobbiamo mettere i nostri struffoli nel vassoio. Bagniamoci le mani con l'arancia, col succo, e prendiamo con le mani i nostri struffoli. Facciamo così. Chiaramente si sono intiepiditi, quindi non ci scottiamo, insomma. Li possiamo sistemare come vogliamo, possiamo fare anche un cerchio e al centro ci possiamo mettere della frutta candita, per esempio. Io faccio, diciamo, quello classico. Sistemiamoli e adesso li orniamo con i confettini e con la frutta candita. Adesso prendiamo i nostri confettini, così sono un po' più grandi, e ce li mettiamo. Perciò vi ho detto non mettetene molti dentro, perché comunque ce ne mettiamo altri sopra. Ecco qui. Poi mettiamo questi qua all'anice, al finocchietto, i diavoletti. E poi ci mettiamo un po' di frutta candita. Scegliete voi cosa metterci, insomma. Dopo vi faccio vedere anche dall'alto, in modo che vi rendete conto. Comunque qua veramente vi potete sbizzarrire come volete, non è che c'è una regola precisa. Ecco i nostri struffoli finiti, pronti per essere serviti ai nostri ospiti. Buon appetito a tutti e buon Natale!